Dunque, l'incontro di questo pomeriggio con Salvatore Architravo, videomaker appassionato di canzone e di teatro napoletano, è particolarmente importante perché, come vi ho detto forse qualche tempo fa, noi abbiamo fatto e faremo ancora altri incontri che toccano vari aspetti e che hanno a che fare con la musica popolare, talvolta la canzone, talvolta il teatro, il cinema, perché abbiamo detto che sono linguaggi che sicuramente poi si incontrano, no? Si incontrano spesso, soprattutto nel contesto napoletano. Allora, Salvatore Architravo, io l'ho conosciuto un po' qualche mesetto fa perché ha lavorato su questo progetto, questo documentario che tra poco vedremo, molto bello, molto interessante, su questo personaggio di cui pochissimo si sa, che è Eugenio Fragliola, noto come Eugenio Vellent. Perché è importante Eugenio Fragliola? È importante perché l'ha reso, diciamo, a noi è arrivato attraverso, a noi diciamo gente di città, facciamo innanzitutto questa distinzione, a noi gente di città il nome di Eugenio Fragliola è arrivata grazie alle connessioni con Roberto De Simone. Antonio riceve da Eugenio capacità e repertorio e soprattutto si fa continuatore di questa tradizione e ad un certo punto Salvatore incontra Antonio per una serie di questioni in cui c'entra anche molto l'elemento biografico, magari ci racconterai tu qualcosa, per cui Salvatore Architravo incontra Antonio e lo invita a fare un documentario che fosse soprattutto un ricordo del faro. Ora, questa cosa è molto importante perché di questi personaggi, Fragliola è sicuramente uno di questi, noi non abbiamo nulla. Abbiamo fonti indirette, abbiamo appunto gli studi di Roberto De Simone, ci sono i suoi archivi che ovviamente non sono assolutamente praticabili per il momento, ma di fatto abbiamo davvero pochissimo relativamente a questi personaggi perché sappiamo che sono personaggi che si esprimono e che conservano nell'oralità la loro stessa natura di performer. Vogliamo vedere intanto il documentario, così dopo ci saranno anche delle vostre riflessioni e continuiamo questa chiacchierata. Il tema principale è la fame perché è lo scopo dell'elemosina, questa è la base di tutte le parodie e di tutte le canzoni inedite. Tra l'altro lui però non fa posteggi, Antonio, o sì? Sì. Ok. E invece questo teatro dove avete fatto queste riprese è un'associazione? Questa è un'associazione dedicata proprio a Cucciariello che si trova nel viale a fianco al comune di Cuneo. E quindi qua c'è una dimensione diversa perché è del teatro. È un personaggio unico, Antonio. Quindi... Sì, no, è vero, è molto. Io quando l'abbiamo fatto, cioè quando hanno fatto la presentazione da Napolitanata, che è l'associazione che si occupa di diffusione della canzone napoletana che c'è di fronte al Museo Archeologico, non so se conoscete questo posto bellissimo, tra l'altro tenuto, organizzato, inaugurato e tuttora, anzi splendidamente tenuto da due imprenditori che si sono laureati qui proprio con il professor Careri, quindi insomma in qualche modo hanno fatto decisamente tesoro di quello che in qualche modo che hanno appreso qui. Io non so se ci sono delle domande da parte vostra, io sicuramente vorrei chiederti una cosa, Salvatore, ma che ti resta di un'esperienza del genere? Che questa è una cosa quando si ha a che fare con un mondo diverso, no? Da quello abituale, quotidiano, usuale. Io credo. È una domanda che ci si fa. Innanzitutto è un'esperienza nuova, poi c'è bisogno della passione nei passi. Senza l'amore e senza il sacrificio, perché è stato un sacrificio cercare di raccontare e di riuscire a cogliere tutti i particolari di queste esperienze e portarle bene o male su video, perché con l'audio cioè ci sono state molte difficoltà, devo dire la verità, per realizzare questo lavoro, però ne sono felice perché erano 10 anni che volevo fare questa cosa. Io dicevo, guarda, 10 anni ci ho chiesto e vabbè, però no, è proprio un problema di audio, cioè che non devo fare. Però è immergersi in una mentalità che non esiste più, perché
qui c'è ancora un'ottica di una provincia che aveva ancora le sue radici, a differenza di oggi che il territorio diventa omogeneo, a un certo punto. Ed è un'espansione della città, tra l'altro, una brutta espansione della città. Perdendo dei pezzi per strada, ed è un peccato. Devo dire che quello che mi ha colpito, questa è la terza volta che vedo questo documentario, quello che mi ha colpito già la prima volta e che continua a colpirmi è, a un certo punto lui racconta che il padre è stato invitato a quello che sembrava un momento diciamo, per una performance, in realtà gli derubano ogni cosa e poi interviene la comunità, gli ricompra la fisarmonica e gli dà anche 100.000 lire, no? Perché erano avanzate e perché era giusto che in qualche modo fosse ripagato di questa esperienza orrenda. Allora c'è una dimensione della città e della provincia in questo racconto che non esiste più in questo contesto nostro ed è qualcosa che purtroppo è cambiato con il secondo dopoguerra e con l'arrivo della merce come unico momento che sia in grado di risolvere i problemi. Perché se voi leggete anche, insomma, ma anche la letteratura, quella più fictional, no? C'è un'altra idea del contesto napoletano, un contesto di morbidezza e di generosità, un contesto di morbidezza che non esiste assolutamente. E lui rappresenta proprio questo momento di lui padre, diciamo, Eugenio Paraviola, è il momento finale di chiusura di questo passaggio epocale, no? Per cui poi lui muore nell'89, ma in realtà la testimonianza che raccoglie, diciamo, questa sua strofetta di Tamburata Nera è del 46, perché Tamburata Nera, quindi siamo proprio in quel periodo lì del dopoguerra. In realtà raccoglie un'atmosfera che poi è completamente stravolto. È scomparso un po' dalla fascia popolare, dai rioni popolari della città, è sopravvissuto ancora un po' nella provincia, però poi purtroppo si è esaurito anche questo. Quando si diceva, almeno i nostri nonni, del concetto di il palazzo era una famiglia, tutti si conoscevano, oppure tutto il quartiere, se mancava un qualcosa si chiedeva all'altra persona, oppure se uno aveva fatto il caffè lo offriva pure a quell'altro. Oggi è un'idea non tanto plausibile purtroppo, perché si è andata a perdere questa. Oggi siamo più spaventati del rapporto con gli altri. Prima invece già si sapeva che nessuno teneva niente, quindi non c'era paura che qualcuno poteva rubare. Questa forse. No, ma tra l'altro questa cosa che dicevi tu ritorna anche quando il padre portava il secondo, no? Il secondo piatto e lui poi cominciava a invitare le persone del palazzo del vicinato e le invitava al pranzo. Anche questa è una dimensione che poi si è persa, l'idea di condividere che non ci appartiene assolutamente. Ripeto, sono delle realtà che oggi è studio, però se si va in fondo in qualche titolo sono ancora realtà, perché sono memoria di alcuni personaggi, ecco, come Antonio, con quell'età, con quel vissuto. Bene, allora, se non ci sono domande o osservazioni, ringraziamo ancora